Buongiorno, da Radio Veneto Agricoltura, Renzo Micheletto. Siamo con il direttore dell'Associazione Produttori Carni Bovine Unicarve, Giuliano Marchesin, al quale facciamo una domanda secca, ricordando però a chi ci segue che nei prossimi giorni ci sarà un approfondimento con appunto il direttore di Unicarve. Direttore, le chiedo subito e se ha 1 minuto e mezzo così per rispondere, per fare un pochettino il quadro sintetico di come sta la situazione, come sta il comparto zootecnico in questo momento di emergenza coronavirus. La zootecnia bovina da carne ha reagito molto bene e sta producendo per garantire la fornitura di carne alle macellerie, la grande distribuzione e la distribuzione organizzata. I consumatori apprezzano perché abbiamo visto un aumento della richiesta di carne, tra l'altro carne di qualità, perché sono diminuite anche le importazioni, quindi c'è più richiesta della carne, chiamiamolo così tra virgolette, nostrana, quindi vitellone e scotona stanno andando bene e quindi noi speriamo che la progressione continui e il settore possa quindi offrire un buon prodotto sempre e costante. Quindi i cittadini non si devono preoccupare, i supermercati sono riforniti di carne in questo momento e anche nel futuro, se la situazione di emergenza dovesse proseguire. Assolutamente sì, i macelli stanno lavorando molto bene, la filiera funziona. Ci sono delle criticità, ma sono alla fine della filiera che speriamo di risolvere per quanto riguarda le pelli bovine e per quanto riguarda l'utilizzo delle carcasse che non vengono poi immesse nel mercato, ma di questo ne parleremo quando ci sarà la possibilità di approfondire l'argomento. Benissimo, allora direttore, grazie per questo minuto, 2 minuti che ci ha dato. Ricordiamo a chi ci segue nei prossimi giorni un approfondimento di Radio Veneto Agricoltura dedicato proprio al settore zootecnico e in questo momento. Un arrivederci a tutti.